Colossese, capitolo Roia. La preoccupazione di Paolo per la fede dei Colossesi. Io voglio che voi sapesse quale guerra assai tosta io già sostenere per voi, per tutti quelli Laodicea e per tutti quelli frati nostri, che non mi hanno ancora visto in persona, perché coro loro venissero consolati e uniti, a così strinda all'amore, che loro potessero per tutta quella ricchezza della conoscenza sua, e arrivassero a trasire quella conoscenza perfetta del mistero di Dio. Voglio dire Gesù Cristo, perché in essa stanno nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza di Dio. Dico questo, perché nessuno vi potesse imbrogliare con parlato affatturato, perché pure si sto arrasando a voi con il corpo, sono sempre in mezzo a voi, con spirito, e mi sto ricreando, vedendo come vi state comportando buono, con tutta quella fermezza, che tenete in la fede di Gesù Cristo. Vivere secondo la fede di Cristo. Proprio perché avete a cuore di Gesù Cristo, Signore nostro, continuate a campare uniti a esso. Mettete rarche vostre in da esse come all'albero e mettete per amte in da esse come casa. E tenete ferma la fede vostra in da quella maniera che è stata imparata a voi. E ringraziate sempre il Signore. Ha imparato a voi che nessuno vi ingannasse con discorsi favole e bugiarde e chi ne ha ogni infamità. Perché sono frutto solo e non ci rivela che pensa e cosa è sta terra. O venne rinda a chi gli spiriti che comanda rinda a chi sto mondo. Non so pensieri che vengono rinda a Cristo. Cristo è l'unico vero capo dell'uomo nell'angelo. È rinda a Cristo che ha tutta la chiarezza di Dio e voi rinda a esso pigliate a parte tutta quella chiarezza sua, perché è capo ogni potere e ogni potenza che sta rinda a chi sto mondo. A unito a esso voi avete avuto che la circoncisione vera, non che l'ha fatta all'uomo, che l'ha messo che angerebbe rinda a tutte le sfatezze nostre. Perché voi, quando siete stati battezzati, siete stati atterrati insieme con Cristo, e insieme con esso siete pure risorti, perché avete creduto in la potenza di Dio, che ha risuscitato Cristo in la morte. Una volta, quando voi eravate pavane, chi ne è peccato, era come voi eravate morti. Che lo Dio, che ha dato la vita a Cristo, ha fatto campanata volta pure a voi, perché esso ha perdonato tutti i peccati nostri. Contro noi ci stava una falere comanda, che era una sentenza di condanna, ma mo che esso non conta più niente per voi, perché Dio ha luato a mezzo, che quando in coppa croce, che lo scritto che attestava vorrebbe di vostro. A così Dio ha fatto sciarma tutti i poteri e tutte le potenze, e questo mondo, e l'ha fatto diventare come prigioniero, che aveva mostrato in da chi lo corteggia e trionfa, ravenge di Cristo. Elemento o mondo. Nessuno più vi condannasse per tutto quello che vi mangiato o vi vivete, perché non allavrite certi giorni festa, o giorni sabato, e tutti i giorni era luna nuova. Perché tutte queste cose sono solo una figura che la verità che aveva venuto, che è Cristo. Non vi facete condannare, a gente fissata, che sta d'occhi innanzi all'angelo per la Torah, che con la rete fiore e sa boffa e utanza rinda non ci rivela devoluta. Tutta sta gente non rimane unita al capo, che è Cristo, e invece proprio di Cristo, chi le catena unito e fermo tutto il corpo per mezzo di giucature e attaccature, che ora a mangiare o fa crescere, proprio come Dio desidera. Voi siete morti con Cristo e siete stati scippati a rinda in mano tutti quegli spiriti che comandano rinda a questo mondo. E perché continuate a campare come se tutta la vita vostra venisse a certe istruzioni comandate a questo mondo? Perché ve la state a cavallare a tutti questi comandi? Che questo non si può pigliare, che quello non si può mangiare, che questo non si può neanche toccare. Tutte queste cose sono comandi imparate agli uomini, sono tutte cose che sono destinate a scomparire con il tempo. Tutte queste cose possono apparire questioni vere, chi ne giudice, perché trattengono in religione ogni persona, e umertà e appusatezza in mezzo al corpo. Vi posso assicurare invece che queste non servono a niente, anzi servono a saziare la carne nostra.